In Veneto per un affitto di 100 metri quadrati si spende tra il 20 e l'80% del reddito. I casi più insostenibili sono quelli nelle aree di montagna e in alcune aree del Veneziano. Siamo in una regione in parte privilegiata se osserviamo la condizione di altre regioni europee, ma c'è anche chi sta decisamente e omogeneamente meglio. I costruttori veneti di ANCE, per voce del loro presidente veneto Alessandro Gerotto, insistono quindi su un piano casa annunciato a Rimini dalla presidente Meloni ma mai arrivato. Finora, dice Gerotto, l'argomento è sparito dai radar, ma restiamo fiduciosi che il tema torni ad essere esplicitato nella legge di bilancio in discussione, soprattutto per quanto riguarda gli stanziamenti. I fondi, dicono, si possano trovare, c'è il Fondo sociale per il clima per uno stanziamento con obiettivi di contenimento degli impatti ambientali dovuti ai cambiamenti climatici per la riqualificazione degli alloggi popolari lasciati nel degrado e non ancora utilizzati, cosa che comunque, rileva l'ANCE, ci rimetterà all'approvazione di Bruxelles per la ripartizione delle risorse. Molte città, anche in Veneto, hanno interi quartieri di case popolari non abitabili, soprattutto a Venezia. ANCE quindi invita i candidati alla presidenza della Giunta regionale del Veneto ad affrontare concretamente il tema della prima casa, prima di tutto garantendo di accedere alla cabina di regia che dovrà coordinare gli interventi. Il Fondo sociale per il clima, spiega Gerotto, è un pacchetto finanziario dell'Unione Europea e in totale contiene risorse per 65 miliardi per i 7 anni che arrivano al 2032 e saliranno a 86,7 miliardi, aggiungendo il 25% del costo dei piani di cofinanziamento nazionale. È un fondo istituito nel maggio del 2023 e finora rimasto quasi completamente inutilizzato, spiega l'ANCE. Destinare queste risorse alla riqualificazione degli alloggi, concludono, sembra un'opzione realistica, anche se resteranno aperte le esigenze di una visione prospettica di più lungo termine, soprattutto per la rigenerazione urbana e le case green.